Che inizia la Champions, purtroppo non possiamo usare Sagnol, che lo possiamo usare solo in campionato, almeno spero. E niente, direi di andare. Vai. Adesso dobbiamo cominciare a lasciare, eh. Bisogna lasciare un bel po' di partite. Sto registrando questo video senza sapere il feedback del primo video. Ma dai, chi se ne frega, andiamo, voglio farlo appunto. Seedorf, super, mamma mia, super. Niente, non trova il gol super, ragazzi. Questa è stata un'innovazione scudetto, che all'epoca era ancora scudetto. Incredibile con i pallini. E dai, Simic purtroppo è l'anello debole della squadra, mamma mia. Proveremo anche Thomas Helveg, vediamo chi è meglio. Para Nelson. Para Nelson. Attenzione, un Celtic fastidiosamente. Attenzione, Manuel Ricosta, inizio di stagione devastante per Cesar, Manuel Ricosta, Shevchenko, vede Pipus. Pipus! Alta tensione, si sveglia in Europa! Azione sublime di Rui in Shevchenko, Inzaghi. 1-0 al quinto minuto a San Siro, al Beppe Meazza. Paolone. Rinvio di Paolone. Lisciano tutti, Shevchenko come un falco, Andri, Pippo, Ricosta, ancora lui, il musagete, mamma mia ragazzi. Sublimi ragazzi, sublimi, solo Simic sta facendo cagare. Siamo al 36esimo, Gatto per Rui, Milan inaccettabile da quanto è forte Ricosta, ragazzi, Ricosta sembra Maradona, Rui. Costa 3-0 in 37 minuti, signori. Col nostro rombo magico. Kakaver. Paolo Maldini, attenzione, liscio di Paolo, incredibile. Liscio di Paolone d'oro, gol del Celtic, incredibile. Primo gol subito dal Milan su errore di Paolo, cuore di Drago Maldini. Arzon, là. Aia. Piccolo infortunio per effetto Serra. Sceva. Gattuso, vede Andrei, Rui Costa, signori, Rui Costa sembra. Mamma mia. L'ispiratore delle muse. Tripletta di Rui, signori. Allora, vediamo. Io proverei Thomas Helveg per Darione Simic. E poi abbiamo Pirlo che non sta giocando benissimo. Shadows come sta? Tra poco facciamo anche il cambio di Clarence effetto Serra. Mamma mia. Gammonito gatto. Però togliamo Clarence e mettiamo Ambropini, mettiamo. Troviamo una squadra comunque non lunga, cioè nel senso non abbiamo 1000 riserve, Anche l'ultimo cambio. Rui Costa, calcio d'angolo. Vabbè, intanto facciamo il cambio. Togliamo Pippo. Mettiamo Rivaldo, proviamo un Rivaldo così. Ok. Vai. Triplettone di Rui Costa, però mostruoso. Siamo all'81esimo, onesta. Vede Andrei, pallonetto. Rivaldo traversa di Vitor Rivaldo. Mamma mia, che squadrone. Kakaver Calazze. Zanna bianca, attenzione, Paolone d'oro, Paolone Maldini, Alessandro Nesta.
Rivaldo si è fatto un po' male. Ai ai ai. No, addirittura finito i cambi. Appena entrato Rivaldo si infortunia. Maldini ancora liscio di Paolo. Un partita non meravigliosa di Paolo, eh. Due lisci che non mi sono piaciuti di Cuore di Drago. Calcio d'angolo, Andrea. Attenzione, c'è il gol di Gatto! E anche Gattuso palese per i festeggiamenti, ragazzi. Milan sublime, 5-1 alla prima di Champions. Ci siamo, raga, ci siamo. Ok, ottimo 5-1, ragazzi. Dall'altra parte Lens e Real Madrid pareggiano. Godo. Rivaldo 5 giorni. Raga, debutto in campionato contro il Lazio Olimpico. Partita non semplice. Fa il debutto Willy Sagnol, vediamo come gioca. Ecco, subito si fa saltare benissimo. E il Pioco, Lopez, mamma mia, subito gol della Lazio. Stefano Fiore purga la difesa rossonera subito. Dopo 2 minuti è il Pioco Lopez. Vabbè, manca ancora una vita. Nesta alla prima contro la sua ex squadra. Attenzione, Sagnolo in difficoltà, raga. Primo acquisto subito perfetto. Noi stanno giocando tutti male. Esce proprio il Pioco, infortunio. L'altro sta dominando però per il momento. Paolo, Gatto. Errore di Gattuso. Mamma mia. Partita non fa, che Fiore rotto. Castroman entra, attenzione ragazzi, la Lazio sta morendo praticamente. Ha morito Shevchenko, incredibile. Finora c'è solo la Lazio in campo. Gattuso un po' in difficoltà oggi. Rui Costa, Pippo, alta tensione, Pippo! 1-1 al 41esimo, super! Pippo Inzaghi, 1-1. Molto bene. Sentite, oi oi oi, oi 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 oi, Pippo Inzaghi, sì, ok. Allora, condizione. Poi il Maldini è stanco, Però, no, adesso ho bisogno... Allora, vediamo le pagelle. Le pagelle mi danno... Gattuso non è messo bene. Io provo a fare un rischio. Ambropini. Ecco, in avanti. Vai. Vai Ambropini. Gattuso non mi è piaciuto, ho fatto parecchi errori. Cacca per Calazze, zanna bianca. Stam recupera bene. Attenzione a Castro, manca Calazze, grande Calazze. Mamma il Cacaber. Cacaber se ne va. Cacaber se ne va. Dalle in profondità per Pippo. Pippo. Super! Pippo Inzaghi si è svegliato, amici. Grande Pippo. Shevchenko. Da là è un po' dura, poi ha fatto un gol proprio in realtà un Milan-Lazio del 2004-2005. Fuori di poco. Calazze, quella partitona di Calazze, grande Cacaber. Ma Cacaber c'è. Pirlo, Trilli campanellino. Vedete Shevchenko in maniera splendida. Attenzione Andrei pallonetto! E sono 3-1 ragazzi. Per il momento Milan sublime. Ok. Sheva addirittura 10, Gattuso ha giocato male, lo sappiamo. Allora diamo un po' di riposo a Cuore di Drago. E poi abbiamo anche Sagnol stanco e mettiamo Dario Simic. Appena entrata, diciamo Sagnol deve ancora un attimo entrare nei meccanismi.
Dopo un inizio veramente difficile. La tattica c'è, comunque la tattica funziona lui manca solo lui e lui costa 1-4. Partenza a dir poco devastante. Cacca per Calazze ancora, Milan veramente straripante. Qua però sbaglia Alessandro, sbaglia Nesta, Simone, gol della Lazio. Troppi errori oggi però, eh? Troppi errori per i miei gusti. Finisce qua 2-4 all'Olimpico, ma tante cappellone in difesa però, eh? Soddisfatta, perfetto. Regina Milan spostata, perfetto. Vai ragazzi, abbiamo la regina adesso. Abbiamo la regina. E lasciamo un po' di riposo a Maldini e mettiamo Rocky Junior, le preghiamo. Vai, Milan. Sì, la regina Bologna, scusate, Milan-Bologna. Attenzione, Andri subito. Splendido Andri. Va in aria, Andri. Pippo, palo. Pippo, miracolo ancora, incredibile. Il Gardinero, Cruz, Bellucci, la bocca di fuoco del Bologna, Clarence, Milan partita a bomba. Andreino, Trilli, per Zanna Bianca, Calazze. Pippo. Zanchi la recupera, Nervo. Rocky Junior, attenzione, fuori gioco, Rocky Junior mi fa un po' paura, però. Bologna fa un cambio. È uscito Renato Olive. Dai ragazzi, 37esimo, ancora 0-0. Partita un po' collosa qui a San Siro. Gatto, André. Sagnol. Fuori di poco. Bravo Sagnol. Finisce un primo tempo un po' avaro, eh. Pippo. Mettiamo Yondal, Thomas, lo scorpione bianco. Qua mettiamo Serginho. Dobbiamo spingere di più. Proviamo un rombo un po' più largo, diciamo. Vai. Dai ragazzi, rischiamola così. Calazze proprio per Serginho, vediamo se il cambio azzeccato. Lui fa un numeraccio, lui. Rigore, calcio di rigore per la C Milan di Milano. Andri. Palo di Sceva, incredibile. Palo e parata. Incredibile Andri. E subito Sceva! Si riscatta subito! Sì. Dopo il rigore sbagliato, Sceva l'ha messa. Grandi ragazzi. Calcio d'angolo. Lui Costa. Calcio d'angolo. Deviazione Ambrosio. Thomason, scusate. Pirlo. La squadra è cambiata però con gli innesti nuovi. Lui Costa, Rui. Costa qua la perde, bravo Nervo che recupera. Adesso possiamo giocare un po' più tranquilli. Togliamo Sedorf e mettiamo Ambropini. Ok. Vediamo la condizione. Abbiamo Pirlo un po' stanco. Però non è che abbiamo tanti altri cambi, eh. No, Pirlo deve giocare. Costa curta. Non posso fare sostituzioni, sono un Pirla, ciao. Vai. Sagnola, rinvio. Serginho, Shevchenko. Mamma mia, numeraccio, Yondal, lo scorpione bianco, gol. Su ribattuta Tommaso la mette 2-0. Mamma mia che mia, ragazzi.
Neanche quando giocavo una volta non andavo così bene, porca miseria. Cambi positivi. Ambro, bravissimo Ambro. Vede Sheva, Rui, bellissima profondità per Shevchenko. Shevchenko, entra nella Sheva, boom, mamma mia. Cioè, Paramatti, ragazzi, il Bologna, grande idolo, Paramatti. Attenzione, gli ultimi 2 minuti, cercavo di non prendere gol, voglio il clean sheet. E il Gardinero, attenzione il Gardinero, mamma mia. Bravo Dida. Buono, 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 andiamo a chiudere la Shevchenko se ne va, attenzione Andri, vuole un altro gol, Sheva. Finisce qua, 2-0. Grande, grande risultato. Classifica ci vede in fuga, 6 punti. Vai raga, adesso abbiamo il Real Madrid. Adesso è dura, Santiago Bernabéu. Cerchiamo di capire quante sono veramente le nostre chance di portare a casa la Champions anche nel gioco. Attenzione, subito al Madrid scatenato. Zizou! Gol da 30 metri di Zinedine Zidane. Mamma mia, i campioni d'Europa in carica hanno distrutto Nelson Dida. Gol mostruoso al primo minuto di gioco. Gelati rossoneri, dai fioi, calma. Andri. Attenzione Sedorf, l'ex di turno, può fare un bel cross, vai Clarence. Sedorf, Rui Costa, 1-1. Subito Manuel in 3 minuti, 2 gol, 1-1. Dermot Gallagher arbitro, così mi piaceva dirlo. Paolo vede effetto Serra, Clarence la può mettere in mezzo. Clarence, Andri, parata di Iker Casillas. Fine del primo tempo, vediamo un po' la situa. Tutti stanno giocando bene a parte Dida. Condizione, dai che ci siamo. Che si ricosta è un po' stanchetto, ma per possiamo continuare così. Sheva Inzaghi un po' sottotono. Adesso segna Pippo, adesso segna, quando meno te lo aspetti Pipus la mette, vai Pipus. Andri, gol, ancora lui, sempre lui. Mamma mia, il Bambi di Kiev 2-1 al Bernabeu, mamma mia. Tattiche Milan. Allora, oggi Pippo è un po', però ricosta la giornata di riposo, mettiamo Vitor Rivaldo. Sedorf è stanchissimo, mettiamo Ambropini. Giochiamo un po' in difensiva, vediamo, speriamo bene. Diciamo che l'ultimo cambio esce Calazze. Mettiamo Serginio, anche se però Serginio devi starmi in difesa, mi raccomando. Un po' pericoloso sto cambio, ma non ho terzini. E vinciamo al Bernabeu con Nesta Man of the Match. Ragazzi, vinciamo 2-1 al Bernabeu, calma, la situazione è positiva. Primi in campionato, primi in Champions. Ragazzi, siamo ancora in Champions, non abbiamo giocato in campionato probabilmente. Sì, diciamo ci hanno inviato la partita. Abbiamo Racing Club di Lens, signori. Comunque, per il momento, un Milan spettacolare. Dopo a fine video facciamo vedere la tattica e che classifica e tutto quanto. Lens Milan, nella realtà fatalità, abbiamo giocato contro Lens nel giorno, abbiamo vinto 2-1 a Milano e perso 2-1
In Francia Pippo, super, Pippo Inzaghi. Guarda, ma sto Milan, cioè, in questo momento è illegale. In questo momento siamo illegali in 99 stati. Pippo e Sceva dominano. E per il Costa anche. Calazze, Andrea, però ricordiamo che Scudetto prima e Football Manager dopo sono stronzi, quindi gran calma. Paolo, cuore di drago, a super per Rui Costa, ah, peccato. Sandrino onesta, Sandrino per Pippo a Clarenzio, Clarence, mamma mia. Non si è visto poco Sedor però, tra tutti. Fuori gioco, offside per Clarence, effetto serra, sì. Ok, un rotto nel lens. Finisce il primo tempo 1-0. Shevchenko il peggiore in attacco. Per il momento lasciamo così, poi faremo un po' di turnover se le cose vanno bene. Calazze, Cacaber. Paolo. Bravo Paolo, vedi Inzaghi, mamma Paolo, Pippo. E super Pippo, mamma mia. Mamma Pippo. Pippo si è leggermente svegliato, ma leggermente proprio. Andri ruba palla, bravissimo Andri, la dà Gennaro Ivan. Gennaro Ivan vede Pirlo vede Nesta. Clarence, lui Costa, mamma mia. Calcio bailado, ragazzi. Manuel Ricostale, la 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 la. Calazze, Cacaber Calazze. Vedi Andrea Pirlo, Milan straripante, ma qua Pirlo fa una cagata. Cagatone di Andrea. Guarda che mamma mia, comunque stiamo facendo un pressing incredibile. Milan! Facciamo i 2 cambi intanto, condizione. Diamo un turno di riposo a Shevchenko. Entra Thomas, lo mettiamo Rivaldo per Rui Costa. C'è bisogno di giocatori tutti riposati. Gattuso ammonito verbalmente Gennaro Ivan. Tattiche Milan. Allora, condizione. Togliamo effetto serra e mettiamo Ambropini. Ok. Pip 2-0 signori, distruggiamo anche il lens. Premi a punteggio pieno, ragazzi, stiamo volando in UEFA Champions. Serie A siamo secondi, ma voglio dire, abbiamo già giocato, che coglionazzi. No, abbiamo già fatto la partita, sono rincoglionito, raga, ufficiale. Altri soldini che arrivano, perfetto. Tutte notizie per la sfida con la Juventus. Dida rotto 2 mesi, puttana miseria. Fuori Nelson, dentro Abbiati, perdiamo tanti. Alessandro Matti, 18 anni, ragazzi, che bello, giovanissimo. Vabbè, allora lo mettiamo al posto di Simic, Sagnol, e facciamo così. Redondo quanto manca dietro, che voglio comunque metterlo. 3 settimane, dai, pian pianino torna Redondo. Qua centrocampo, voglio centrocampista in più, sinceramente, in panca. Però chi toglie? Cioè, non è semplice. Costa Curta. Potremmo togliere Costa Curta. Come hai messo Costa Curta? Lentino. Ancora forte, però. Vediamo invece Rocky Junior, che paradossalmente è più forte. Selezione 9, però, Non lo so. Togliamo Costa Curta, non so che piangerò. Mettiamo Brocchi com'è. Mamma mia.
No, facciamo no, non ce la faccio, teniamo Costa Curta. Serve un centrocampista, servirebbe, eh. Vai raga, pagelle e andiamo. Milan-Juve è già big match e sappiamo quanto è importante Milan-Juve quest'anno. La sfida infinita Milan-Juve. Shevchenko rotto, zio, ok. Che male che partiamo. Sheva si è spappolato, speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Ai ai ai, può girare la season, Davids. Prese che mamma mia abbia para. Può girare la stagione, speriamo di no. Gattuso, Gennaro Ivan, vola Gennaro Ivan, la dà lo scorpione bianco. Thomasson, io, dai, Thomasson. Speriamo bene Sheva però. Partito benissimo il Milan. Contro una grande Juve che era uno squadrone anche la Juve, ragazzi. Altro che il calcio di adesso, fallo. Bah. Fallo un po' così. Adesso tira Pavel Nedved, che vincerà il pallone d'oro. Mamma mia, fuori di poco di se c'era Nedved. Un minuto di recupero, dai, stiamo andando anche bene, però l'infortunio di Sheva mi spaventa. Maldini è finito ragazzi, al posto di Paolo. Facciamo entrare proprio Costa Curta, Maldini è stanchissimo. Qua non c'erano tante robe da fare, giochi indietro, giochi in avanti, cioè ha molte meno cose rispetto all'altro. I suoi futuro manager recenti, attenzione Pippo, ti prego Pippo, super, Pippo Inzaghi, 2-0. Signori, sembra troppo bello per essere vero, calma. Zambrottino. Per il momento Milan illegale in 102 stati, ma manca ancora una vita. Pessotto. Attenzione Pessotto, ai brutto questo, palo della Juve. No, Abbiati. Abbia para. Camoranesi. Lui Costa. Vede lo scorpione bianco, freddo come il sangue di un crotalo. Yondal. Cagata di Yondal, qua Montero recupera Nesta. Pirlo. Sagnol vede effetto Serra, Clarence la gira dietro a Calazze per Gattuso che la perdiamo a fallo di Davids. Pessotto, Pavelaccio, Nedved, Pavelaccio, Trezeguet. Mamma mia, avete fa la cappella, mamma mia. Rui Costa, Gattuso la butta via, siamo un po' in sofferenza, lui ovviamente deve attaccare adesso. Nesta, bravo Pirlo vede super. Recupera Thuram, Montero, Mauro German, Camoranesi, Tacchinardi, Edgar Davids. Sta giocando bene la Juve adesso. Fuori gioco per fortuna. Ultimo cambio. Esce Gattuso, entra Ambropini. Sedorf, facciamo fare un compito più leggero. No. Ok. E anche lui Costa. Vai. Arbitra Paparesta. 81esimo ancora Juve, che ovviamente sta cercando in tutti i modi di accorciare le distanze. Nedved. Salta bene Sagnol, Nedved, attenzione, Juve, Trezeguet, mamma mia. Abbiati, Costa Curta, Ambro, Sagnol. Lancio di Sagnol, vede Thomasson, ancora Juve, Nedved, Pavel Nedved. Vede David, ancora Abbiati, sta salvando il culo Abbiati, Bravi, abbiamo due grandi portieri, cazzo.
Nedved sbaglia. Partita difficile, ma la stiamo portando a casa. Yes, 2-0. Mamma mia che squadra, fioi. Non mi sembra vero. La classifica resta Milan primo insieme al Parma. Shevchenko 5 giorni, Sedorf 5 giorni, madonna, tutti distrutti. Shevchenko, Ricosta, in panchina Rivaldo e Thomasson. In campo da un po' di turnover, anche perché la gente comunque si è stanca. Shevchenko viene dall'infortunio, Sedorf invece ha recuperato bene. Vediamo cosa riusciamo a combinare. A Modena. Primo momento Milan illegale comunque, abbastanza illegale. Mai cominciato così, non era così devastante questo gioco. Sedorf, traversa scandalosa di Clarence, mamma mia. Vediamo Modena, però stiamo calmi perché so che Football Manager è stronzo e scudetto ancora di più. Abbia, attento Abbia, no che credo, Abbia attento. Bravo Thomasson, numeraccio di Yondal. Pippo Dalla, Pippo, madonna. Pippo quest'anno con le sue noccioline diventa super Pippo. Mi ricordo a Modena un tacco di Rivaldo annullato per fuorigioco giustissimo, mamma mia, con Galliani in tribuna. Ciao, prima giornata stagione 2002-2003, in realtà era la seconda, ma è stato lo sciopero la prima. Ed è gol ancora lui, sempre Pippo, sempre alta tensione. Comunque Rivaldo non è Rui Costa, incredibile, Rivaldo fa fatica per il momento. Pipus vede Yondal, illegalmente Yondal, mamma mia. Super Pippo. Trilli campanellino. Pirlo. Si invola Pirlo. Attenzione ancora Pippo. E sono 3. Alta tensione Inzaghi. Si porta a casa il pallone. Fino a questo momento non ce n'è per nessuno. Non sappiamo cosa sia la sconfitta o il pareggio. Ok. Mettiamo Sheva che vediamo un po' di ritmo a partita. Condizione. Rivaldo è già finito. Posto di Rivaldo però mettiamo... Facciamo così, mettiamo Serginho. E Gattusino. Ok, tattiche. Non capisco perché. Poi non me lo fa fare, non capisco. Ok, adesso si è sbloccato. Serginho lo mettiamo così. Ok, Gattuso qua. Sedorf così. Anzi, potremo anche metterla così con Serginho, però che si deve involare. Grazie. Buono. Vai. Inzaghi la sentenza, ragazzi. 4-8 tra Sheva e Inzaghi. Stavo dicendo Inzaghi come capocannoniere della squadra. Pirlo. Cacaber Calazze, Paolo Maldini. Paradossalmente nel 2002 è stata la stagione meno prolifica di Sheva al Milan. Pippo ancora 4, mamma mia Inzaghi. No, annullato. E che ha fatto 2 gol leggermente pesanti nell'Euro Derby. E il rigore decisivo col gol anche annullato, non si sa il perché. Non si è ancora capito. Pirlo. Serginho la mette in mezzo. Sheva vuole partecipare alla festa. Madonna, miracolo di Pedersen. Ah, fuori gioco.
Mamma mia, Modena bello, che bella squadra. Tattiche AC Milan. Poi riserviamo il capitano, mettiamo stavolta Roque Junior, cerchiamo di dare a tutti minutaggio. Inzaghi comunque illegale, vinciamo anche questa, raga. Ci spariamo l'ultimo, poi vediamo classifiche e tutto quanto. Felici. Sì, stiamo dominando. Per quest'ultima partita facciamo vedere un po' la tattica, così spieghiamo un attimo. Calazze infortunato. Per quanto? 2 giorni. Era fuori Cacaber e dentro Serginho. Speriamo bene. Ok. Allora, la condizione è buona per tutti tranne che per Serginho, perfetto. Io direi di fare così. Serginho deve correre, però Seedorf ha compiti più difensivi, quindi deve essere Seedorf a coprire se Serginho va su. Ok, molto bene. Allora, istruzioni dei giocatori. Allora, Sagnol, passaggi, ecco, però forse Sagnol non ne l'ho cambiato, scusate. No, va bene così. Allora, qua ci dovrebbe essere zio Ken, Calazze. Infatti vedi comunque passaggi corti le terzine che se chiaramente, però Serginho ha attitudine anche per il cross e possiamo provarla. Vediamo come gioca, vediamo se la terzino può farlo il ruolo. Mentalità offensiva. Facciamo un test. Poi abbiamo Paolo Maldini difensivo, passaggi diretti, mentre Nesta passaggi misti a tendista, contrasti duri, gli diamo a Nesta. Seedorf mentalità offensiva e può fare quello che vuole, quindi questa diciamo pressing a metà campo. Poi abbiamo Gennaro Ivan, pressing sempre, passaggi corti, mentalità difensiva. Trilli Campanellino può fare un po' tutto tranne movimento avanzato e libertà di movimento, deve star là. Rui Costa invece ha tutto, proprio fare quel cazzo che vuole lui. Shevchenko idem. E invece Pippo Inzaghi, diciamo, deve stare in attacco, appunto. Non gli facciamo fare palla al piede, robe così, perché non sono i ruoli di Pippo. Cossato lo giocatore titolare, sei giocatore nazionale. Ok. Andiamo, vediamo Serginho. Sono proprio curioso di vederlo da titolare come terzino offensivissimo. Vediamo se siamo troppo sbilanciati. Paolo, Ale. Seedorf deve fare anche compiti difensivi oggi, però subito Rui Costa, ma fuori gioco forse, però infatti mi sembrava fuori gioco. Peccato. Però Milan Como deve essere una vittoria, Attenzione Andrea. Vi ricordo super serpentina di Rivallo col Como Pippo. Fuori. Siamo anche fortunati, però. Siamo anche fortunati. Super Pippo Show, ragazzi. Super Pippo Show. Pippo. Come Maradona, ragazzi. Uno striscione che ha fatto la storia nel 2002-2003. Lascio a voi il tutto. Pippo come Maradona. Clarence. Super Pippo. Inzaghi riceve però riceve festeggiamenti anche Andrei, mamma mia, miracolo di Brunner. Shevchenko non fortunatissimo, è un anno un po' così per adesso, qualche gol, ma è Pippo che si è preso, diciamo, la ribalta. Sagnol, Rui, Andri, spacca tutto Andri, non ci credo, mamma mia. Clarence. Si vede poco Sergio a sinistra, probabilmente non stiamo imbarcando acqua per il momento. Appena detto Allegretti, Sheva recupera l'ennesimo pallone. Ivan Gattuso per Sheva, miracolo, mamma mia. Inzaghi subisce fallo. Rigore, ancora Sheva, sbatte il rosso addirittura. Andri dal dischetto.
Gol! Stavolta lo segna 2-0. Scerra in gol. Ci voleva per Andrì. Quinto gol stagionale. Pippo è già a 10. Due di recupero. Ok. Qua tutto alla grande. Serginho è veramente finito. Però deve stare in campo anche perché non ho cambi. Diamo un po' di spazio a Vitor. Rival deve svegliarsi Vitor però, deve svegliarsi un po' Vitor. Dai Vitor. E anche in 10 il Como. Voglio il gol di Rivaldo. Già ammonito, perfetto. Paolone. Paolone d'ossa tattica. Rombo ancelottiano, ragazzi. Sceva. Sceva. Attenzione, eccolo qua. Forse fuori gioco, però. Non ho il gol. Rivaldo l'ha messa. Rivaldo l'ha messa. Sceva 2 assist comunque. Grande Rivaldo. Gennaro Ivanale, Gennaro Ivanale, Gennaro Ivanale, Gennaro Ivanale. Quello è il gol di Gattusino, ha già fatto un gol intanto Gattuso. Rivaldo, Rivaldo show per Andrì. Andrì, boom. Non è valido, che palle. Mamma mia. Attenzione Sagnola che se no comunque si è integrato. Bravo Willy. Willy vede Andrì, Andrì per Pippo e basta, basta. Cioè, siamo illegali poi. Siamo illegali. Standing ovation per Pippo. Entra lo scorpione bianco. E diamo un... Sempre bisogna... no, Maldini c'è, Serginho è morto. A sto punto facciamo così, mettiamo Thomas Helveg. Compiti difensivi per Helveg, che non è il suo ruolo. Però almeno il terzino lo sa fare. Mamma mia, Thomas Helveg mi fa paura. Sagnol c'è, ragazzi, grande acquisto. Pirlo, vede Andrì, splendidamente splendido Andrì. Ancora Andrì, parata. Milan monumentale. Partenza veramente più grande della storia del calcio. Sembriamo il Napoli di quest'anno. Sedorf, Sagnol, Ri, per Valdo, Ga, Pertuso, Shev, Percenco. No, pecchione, ragazzi, grande pecchia. Attenzione. Andrea. La maledetta di Andrea. Non è maledetta, ma grande intervento di Brunner. Pirlo. Milan show, ragazzi. Milan show. Sagnol, la buca, Carbone, attenzione. Il Como vuole il gol della bandiera. Ma di chi è la palla? Roba nostra, roba nostra. Dieci minuti ormai. Abbiamo ritrovato anche Rivaldo, importante. Nesta vede super Fantasceva. Il Bambi di Kiev, l'Usagnolo di Kiev. Attenzione, Rivaldo. Mamma mia, miracolo di Brunner. Gattuso. Finisce qua, ragazzi. 4-0. Sentenza Milan. Mamma mia. Vediamo la classifica. Per il momento siamo al comando con 15 punti insieme al Parma. Incredibile anche il Parma come non sta facendo. Seconda la Juve a 12 e l'Empoli show. Anche l'Empoli incredibile. L'Inter, sì, quegli anni era un po' così, che se l'ha fatto ovviamente al secondo quell'anno l'Inter. A 10 punticini, poi via via tutte le altre. Raga, stiamo letteralmente dominando. Raga, sono il comandante veneziano. Stagione per il momento devastante. Ciao!